Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Quindi dimmi sta cosa. È, Cioè, è il tuo momento, dici tutto. No, Parlavamo di Gonau. Mi dicevi Gonau. già stavamo È una chiacchiera, Vino. Buonasera. Scusate, Non è TV, stai facendo una chiacchiera. Okay. Quindi avevo pure fatto il regista. No, quello chi lo sa. Chi lo sa. Allora, Gonau, ragazzo che io oggi, praticamente amo proprio. Ok. Fa una cosa, un video, ce la chiamo a Nasto, video a Gigino, che chi è la vita mia, guarda, mi fa morire Giovanni. Praticamente l'attuale Gonau doveva essere Antonio La Trippa Takeaway. Figurati. Ok. Cioè mi chiamano lui un giorno e mi fa: senti Pino, non ci conosciamo, ho avuto il tuo numero di telefono, io vorrei fare siccome il negozio non va bene, vorrei fare Gonau, scusami, Antonio La Trippa. E mi mandava sti vocali tutti i giorni, ma con delle... che poi lui oggi ha lanciato proprio il linguaggio delle storie con Lupangabo, ragazzi, è lui. È nato così il personaggio. Se l'ha inventato da solo, vero, grande. Ste cose che diceva in privato su WhatsApp, Sì. a me facevano morire. Certo. Dice, guarda, ma tu sei troppo un personaggio. Tu non puoi fare Antonio La Trippa perché tu sei un talento. Tu ti devi inventare qualcosa Di tuo che fai a scisce, ma chi si ca? 100.000 follower dopo 3 settimane. Mitico, ha scassato tutto. È fortissimo. È vero. Poi, a parte poi proprio l'affetto che mi lega a lui, capito? Perché poi ancora oggi, nonostante sia diventato quello che è, resta quel ragazzo umile. Infatti molte volte vedo su TikTok che lui risponde alle cattiverie, che purtroppo la gente non è cattiva perché è brutta come parola, però è un po' infelice, e vedo che lui risponde con una collera, Se la prende proprio sul personale, a dire proprio ma tu dici questo, ma non è così, capito? Quindi Allora, noi abbiamo potuto vivere una misera percentuale di questa cattiveria, di questo fenomeno, con l'episodio tuo che abbiamo caricato, perché su TikTok qualcuno pure si è dato da fare, diciamo la verità. Ci è piaciuto esprimersi e se vuoi assolutamente se ti piace mi fa vai, io ho il telefono qui, raffica, ma se vuoi ci leggiamo qualche sguinzaglia i commento, Doberman, vai. anche perché io non ci vedi TikTok, fai commenti, è vero, minuscoli, quindi che faccio lo screen e poi mi avvicino. Diciamo che per mandarli a fanculo ti devi pure cecare. No, è che a me piace tantissimo leggere. Allora, l'abbiamo sempre detto, cioè Pino, vedi se sei d'accordo con me, con noi, perché questo è il pensiero che condivide pure Giovanni. Internet è di tutti. Certo. Se tu scrivi qualcosa con il tuo nome, è lì. Sei sulla bocca di tutti. È di tutti. È ovvio. Non solo quando... impasto ai leoni. Sì, ma non solo quando pubblichi. Quando commenti, poi ti devi anche tenere il commento sul commento. Certo, non lo fai mettere paura, però. No. Però, per esempio... vedo che in questo momento, scorrendo la chat di TikTok, ragazzi, i commenti cattivi sono stati parecchi. Per esempio ci sta Tale Savio che è piaciuto, diciamo, farsi due risate dicendo vai vedendo, era una 2 mm parlando della pistola con cui ti hanno sparato, una pistola, perché magari il ragazzo è stato preso invece con qualcosa un po' più grosso, lui e quindi si sente in obbligo di dire vabbè, una 2 mm. Lui che è stato al fronte sminuisce solo che in una situazione del genere si ingigantisce sempre tutto. No, non stava là. Allora stava a 2 mm. Ha detto va avere la pistola, sarà stata una 2 mm, solo che in situazioni del genere si ingigantisce sempre tutto. Posso risponderlo qua? Però comunque a dire però mi dispiace. Almeno questo. Per stato umano, ma dice la verità. Allora, io penso una 2 mm, una 50 mm. Ma pure una pistola a 2 mm, io non ne capisco di armi, però mi sono trovato questa... Certo. Motivo per cui io ho reagito alla rapina. Perché? Perché un ladro non si compra e non si può comprare una pistola di quel calibro. Okay. Cioè quella è una pistola che costa 7-8 mila euro, e un ladro quelli di 7-8 mila euro magari ci mangia per 2 mesi con la famiglia, certo, che fa questo per lavoro. Quel tipo di pistola
Per lavoro in che senso? Lo tiene la camera. In che senso per Ragazzi, quello che mangia così, quello che ci mangia. La vita fa le sue scelte. Okay. Io non la condivido. No, chiaramente. Specialmente a Napoli la devi rispettare, Mario. Ok. O a rispetto, se vicino all'altro ritorci, rimane male. E questo se ne va, certo. Quindi così, vai avanti. No, e quest'altro invece secondo me è una bella poi... Quindi aspetta, salutiamo Savio e diciamo ci dispiace. Ciao Savio. Mi dispiace pure a lui. Penso che a Pino dispiaccia più di tutti. Questa pistola di 2 mm. Esatto, nemmeno 2 mm. Però ci sta un utente che non ha nome. Prima di invitare gente come il signor Pino quindi Bozza, qua ce l'ha con noi. prima di invitare gente come il signor Pino Bozza, e qua infatti possiamo parlare di qualcosa di interessante che tu forse ci hai accennato nel nostro primo episodio, Sì. insieme, converrebbe prendere informazioni su questo signore, perché non è tutto stinco di santo. No, io sono il peggio e moltiplicalo per 10. Grande. E questo tu già ce lo hai accennato. Quindi magari raccontaci qualcosina del perché... L'utente... Lo stinco di santo, voglio dire. Perché tu l'altra volta ci dicesti tutti abbiamo fatto errori, anche io ne ho fatti. Ma io l'errore che ho fatto, Mario, è l'unico errore che poi mi sono portato per tutta la vita, è stata la cocaina. La cocaina ti frega perché si chiama la cocaina, la droga. Ok, ho già capito. Articolo determinativo femminile singolare. Altrimenti, se era brava, si chiamava il cocaino certo. e il drogo. Okay. Invece la donna, tu dici perché? Perché la donna, quando decide di prendersi la tua anima, ti punta e ti ruba. Ci sta poco da fare, ragazzi. Siccome ti parlo così perché io ero proprio innamorato della cocaina, cioè io ero proprio... la vedevi come una bella facevo donna. Proprio amore con la cocaina, cioè quando veniva il momento, se fosse venuta Belen, con tutto il rispetto per Belen, non avresti scelto? Non avrei scelto Belen. Ma questo è un problema. Ragazzi, la droga... Cioè tu hai avuto una dipendenza? Scherzi, Okay. 30 anni. Ok. Ho fatto per 30 anni. Ok. La droga è una disgrazia. Giovanni, la droga è una disgrazia. Che esiste la disgrazia che ti cade dal cielo e te la devi sopportare. E c'è la droga che è la disgrazia che ti prendi con le tue mani. E io, anzi, approfitto di questa intervista perché la maggior parte, cioè 8, facciamo 7 dipendenti nel campo della ristorazione su 10 si fa la cocaina. Si fa la cocaina la maggior parte, perché diventa proprio un punto di sfogo, diventa proprio il male più bello della giornata. Non so se sono chiaro. Sì. Quando tu lavori per 2-3 ore, specialmente a questi ritmi così alti, ti viene proprio questa adrenalina che ti fa che ti piace, il cuore a mille. Non è vero che la cocaina ti accelera? Ragazzi, tutto sbagliato. La cocaina ti abbatte. Non è vero niente. Ti accelera il battito cardiaco, ma tu non stai accelerato. Ecco perché ti dico che è donna, perché quelli inizialmente magari giochi pure a pallone, inizialmente ti piace pure parlare, inizialmente ti senti pure in grado di poterla gestire, senza che te ne accorgi che ti sta manipolando come un joystick. Io dopo 30 anni, pensa che per il drogato il momento della droga è un momento bello, no? Mm-hmm. Per me era diventato un momento brutto. Cioè io me lo facevo. Allora, pensa che io ho vissuto da solo per un po' di anni, sì. Un bel po' di anni. Guadagnavo milioni di euro, abitavo in questo paradiso terreno, in una casa di 400 metri quadri, vivevo da solo. Non ti dico la sera a casa mia quello che succedeva. E io ero diventato schiavo di quella vita. Infatti dovetti andare in comunità perché dissi, cioè, io non riesco più a gestire questa cosa. Mi fu una tua scelta? Sì. Un giorno stavo con una modella a casa mia che era tanto bella, cioè era tanto intelligente quanto bella. Pensa te, era una modella stupenda. Viene, facciamo che le calma fa, dice vabbè, mi organizzi e sei
alle 8:30, no, ma e io faccio la serata. Vai in bagno alle 8. Io ho un'ansia, perché devi sapere che chi si droga, e questo lo consiglio a tutti come aiuto, può essere, questo me l'hanno insegnato, poi l'ho imparato col tempo. Nel momento in cui tu ti droghi, ti si forma qua un drago che dorme. E tu devi essere bravo a non farlo svegliare. Mo so 4-5 anni che io non tocco più niente, ma credimi, non c'è giorno in cui io non lo penso. E cerco di tenere buono questo drago, che se si sveglia, ragazzi, vi mangia vivi. Cioè, ti mangia vivo. Ma quindi tu stai... Cioè, sto dicendo... Me lo dici così perché non è una cosa che ti passa. No, non ti passa. Ma non ti passa nel senso che diventa più forte la paura di ricadere che la voglia di farlo. Cioè tu dici, Pino, che sei riuscito a fare nella vita? Io sono riuscito a fare lo 0,5 di quello che avrei potuto fare. Perché sai quante persone miliardarie, gente arrivata, la stessa televisione, ma non ti parlo di questi canali, diciamo, regionali, televisioni a livello nazionale, mi hanno chiamato perché io ero un periodo che ero proprio forte, no? Mm-hmm. E io per paura di fare brutte figure, perché sentivo, allora ci vediamo domani alle 8:30 di mattina. Io e 7 mi chiuso allora dissi no, allora preferivo dire di no, purché fare una brutta figura, Mario. Mm-hmm. Ok. E quindi tante cose l'ho perse. E quando uscì dalla comunità, e praticamente l'operatore mi accompagnò, perché veramente faceva il tarandello pure in da comunità, mica così, voglio dire, no. L'operatore mi accompagnò di sabato notte a Roma, e a Roma mi venne a pigliare il mio angelo, quindi mia sorella, e mi riportò a casa. Cioè, lui guidava e io, lato passeggero, pensavo, e mo che non mi faccio più la coca? Non sono più nessuno. Ragazzi, senza la droga amplifichi quello che hai dentro. Quindi se ce l'hai, riesci a fare il triplo di quello che potresti fare. Con la droga diventi l'ultimo dei cretini. L'ultimo. E non è vero che tante volte mi chiedono, Pino, però se tu sei così è anche grazie alla droga. Frate, ma si scemo. Sì, sono così, è per colpa della droga. Perché io, se oggi tengo 3-4 ristoranti, senza la droga ne avete di 50. Certo. Perché la droga ti appassisce, la droga ti incupisce i sogni. Se tu pensi a una cosa bella di notte, cioè vedi tutto bello. Dopo che ti sei drogato, vedi tutto nero. Mario, è una sensazione talmente brutta, no? Che io invito a chiunque a dire, ragazzi, se solo state alla seconda, alla terza pippata della vostra vita, mettete il punto, perché state cadendo in un vortice che distrugge voi e chi vi sta vicino. Non solo voi. Io vedo mia mamma che da quando non mi drogo più è un'altra donna, è rinata, c'ha un sorriso, ma la stessa mia sorella. Prima mia sorella vedevo che quando io parlavo se ne scappava. Mi ricordo una volta venne un pezzo grosso della Vodafone. Erano appena usciti questi siti in 3D, cioè che tu ti collegavi al sito e col mouse ti facevano fare i giri del come sì, se tu passi nel locale. Ok, ma un dirigente Vodafone, mica. Comunque chi parlava. Devi sapere che la cocaina, in particolare, io poi conosco questa, le altre non, che poi mi piaceva quella. Vedevo che mi sono accorto che c'hai un tasso di, cioè scusami, un grado di pazienza, di attenzione, di stare attento in un discorso,
pure in una chiacchierata, che la cocaina questo non ti permette di fare, perché proprio questi tempi te li accorcia. Quindi parlava questo signore, stavamo lui qua col computer, io qua seduto e mia sorella di fronte. Allora questo spiegava cose, ma stavamo penso un quarto d'ora, diciamo, ad ascoltarlo, non è che stavamo da tanto tempo. Mentre parlavi io cominciai a esaurirmi. Disse mia sorella così, Susana, ma sei tutto cazzo per tu, lo so di Achista. Si mettere... Cioè, allora ti voglio far capire che questa è diciamo l'arma vincente della cocaina. Cioè, ti distrugge proprio le possibilità, ti distrugge non la vita, sarebbe troppo una frase fatta questa, ti distrugge proprio i sogni. Cioè, non ha senso. Allora ecco, vorrei dire a sta persona, no, che ti ha commentato che non sei uno stinco di sangue. A Napoli c'è un detto che dice: chi care saiz non è mai caruto. Bello. Bravo, esatto, io questo volevo dire. Questo volevo dire, è il motivo per cui oggi spero che mi avete invitato, a parte le visual, i commenti di TikTok, però io vorrei mandare questo messaggio, e sono serio, a chi ci ascolterà e a chi ci sta ascoltando. Questa è una cosa che succede molto spesso a Napoli, oppure nei paesi dove una che ha fatto la puttana resterà sempre puttana. Io che sono stato drogato sarò sempre drogato. Purtroppo mi dispiace per lui, ma io non mi drogo più. Per te sarò ancora un drogato, mi dispiace, forse mi fa pure piacere, perché a volte vedere pure solo commenti positivi durante, magari è pure noioso, no? Tutti ci vuole che dici oh ma va fanculo, ci sta, fa pure ridere, fa pure bene, no? Però voglio dire che questo sia un trampolino di lancio per chi magari, sai, la sera questo lavoro ti devasta, questo lavoro ti distrugge, te ne dico una bella. Sì. Poi la mia vita è fatta di episodi. Allora Giovanni, devi sapere che io non sono mai entrato in una discoteca, mai. Ah, davvero? Mai. Sono entrato in una discoteca 3 anni fa. Per la prima volta? Sì, quando mia nipote ha fatto 18, o 3 anni fa o 4 anni fa, mi sembra 3 anni fa, quando mia nipote ha fatto 18 anni. A che dove hai prenotato? Lo posso dire? Sì, arriva a Nisida. Mm-hmm. Ok, mi metto su internet, faccio un paio di telefonate, che poi Napoli sembra grande, ma Napoli è una ci conosciamo tutti quanti, certo. Non mi ricordo come si chiamava, non mi ricordo la vecchia gestione, chiami, si guarda, di su Pino Bozza, sì, ci conosciamo, sai, tutte queste cose qua, la seguo, non la seguo, senti, ci sta un problemino piccolo, non è un problemino, forse è un problema per te, per me è un sogno. Devi sapere che io non sono mai entrato in una discoteca, e siccome è la prima volta che io entro con la discoteca e sono proprietario di una Ferrari, io voglio trasì da discoteca. lui è entusiasta di questa cosa, disse guarda, lo facciamo. Questa è un'altra cosa di cui voglio parlare, perché pare che chi ha vinto o vince e ha qualcosa in più viene sempre criticato, visto male. Ti dico, oggi è la serata dei detti. Vai. L'unica cosa, cioè, la miseria non ci sta a mirie, si dice a Napoli. Di tutto il resto invece sì. Di tutto il resto invece sì. Cioè, mi dispiace pure che tu dici questa cosa, che è figa, perché tu avevi questo sogno, scusa se hai lavorato per arrivare dove stai, ti sei permesso quello che ti sei voluto permettere. Voglio un attimo aprire una parentesi. Vai. Il mio sogno non era la Ferrari nella vita, cioè io avevo 2 soci. Prima nei ristoranti che c'avevo 2 soci. Un giorno tenevamo talmente di questi soldi che io andai a comprare 3 Rolex Submariner. Allora costavano 3.700 euro. Magari oggi tu lo sai, ma nuovi 3.700. Io ne comprai 3. Ok, mi ricordo ancora il prezzo, 11.100 euro gli diedi. Adesso ne compri uno, forse, se lo trovi, forse sì, usato, sì, certo. Io nuovo pigliai questi 3 Rolex.
e le misi sul braccio, una a me, una a lui e l'altra. Non dico i nomi per educazione, che poi ti ripeto, non voglio che... Ok, certo. No, certo, ci manca. Mi arriva la sera un messaggio da un socio mio e mi fa: stasera hai coronato il mio sogno, grazie. Wow. Ma wow, hai sei scemo. Cioè il tuo sogno è un Il ruolo. Frate, ma i soldi su fogli di carta. Cioè alla fine i soldi sono fogli di carta. Ma che ci va a fare i fogli di carta? Io questo dico. Non è difficile a fare i fogli di carta. Sicuramente ti devi impegnare più degli altri, ma fondamentalmente la banconota che Certo, no, infatti. è un foglio di carta, ragazzi. Falli. Non li puoi produrre, però li puoi guadagnare. Guadagna. Cioè, se avessi avuto la necessità, dopo lavorato, io sarei andato a lavorare in un garage, a fare il guardiano notturno, ma a guadagnare soldi. Perché mai che mia mamma mi compro l'ovetto Kinder una volta nella mia vita, che mi ha comprato l'ovetto Kinder, ma era posso portare foglie. Guarda capo, ti accattavo l'ovetto, non tendi più soldi, ma c'è te morire. certo. Veniva sempre ti ricordi c'era il camion dei gelati sfusi tanti anni fa, che entravano nei rioni? Sì. Ok, tutti quanti si pigliavano il gelato di 1500 lire e io mi pigliavo il gelato di 500 lire. Quindi che facevo? Per non far capire agli altri che tenevo il gelato di 500 lire, me lo mangiavo piano piano. Capito? In modo che riusciva a finire negli stessi tempi in cui finivano gli altri che si stavano mangiando il gelato di 1500 lire. L'unica cosa che mi chiamavano era la panna montata, perché la panna montata la portava solo il gelato e io portavo sta tesica, era allergica al latte, invece nero vero, io mi mangiavo con lui che la panna montata. Quindi così, tieni qualche altro commento? Sì, no, ne ho tanti, è che mi piace ascoltarmi. quello che stai dicendo. Ti scocci tu, no? Okay. No. Intanto tu hai un caffè, ne mettere a fare. Vai. Quello che penso è che, ecco, sarebbe bello se tutti si soffermassero più che altro, e questo pure, per questo mi piace il podcast. Tu racconti la tua storia, quindi tu spieghi pure da dove vieni, quindi non solo le vittorie, pure le disgrazie. Sarebbe bello se qualcuno iniziasse a pensare e capire che un bambino e un ragazzo poi diventato adulto, che ha passato tutto quello che ha passato, è arrivato dove è arrivato, ma è partito da dove è partito. E quindi non è che tu sei nato con i soldi e sicuramente li avrai buttati, sperperati per cose sbagliate, come hai raccontato, eccetera. Però poi, come hai detto tu, sei caduto, ti sei rialzato e adesso stai qui a non fare del male a nessuno, ti fai i cazzi tuoi, ti diverti, fai il tuo lavoro. Amen, no? È quello che dico, no? Ragazzi, ma i sogni dove stanno? Questo è quello che io mi a posto, la tecnica, esatto. Di questo io mi dispiaccio a volte quando leggo questi commenti, no? Poi vado nel profilo e vado a vedere sti ragazzini. Grazie Giovanni. Grazie Beo. Ma i sogni dove sono andati a finire? Io vedo che i ragazzi oggi non hanno più sogni e questa è la cosa che mi dispiace. La droga ti distrugge i sogni, motivo per cui oggi i ragazzi non sognano più, perché mentre prima ci volevano 150.000 lire per farti una mezza serata, oggi con 15 euro, 20 euro ti fai la serata. Certo. Magari un salumiere, un macellaro, un guaglione che porta a spesa, 10 euro per ogni, ti hanno fatta la serata. È quello che non vi deve fottere, è quello di cui voi dovete tenere a bada. Non dovete fare in modo che il drago si formi dentro di voi, perché se si forma va giù è la fine. E alla fine stai dicendo vai io caffè. Sì, no, allora ci sta in realtà allora Pino, devi perdonarci perché tutto. A noi, cioè noi abbiamo creato questa cosa perché non ce ne fotte un cazzo di niente, cioè noi non siamo la stessa lingua. No, però ti spiego perché forse noi abbiamo un potere in più. Tu sei personaggio pubblico, quindi se magari dici qualcosa, attenzione. Te rompono in scatola, c'è chi ti contatta. Noi fondamentalmente possiamo dire tutto quello che vogliamo. Non ci sta nessuno. No, ma pure io. No, ma pure io. Ok, quindi poi dico io, siccome io sono uno che nella vita è arrivato, Mario, sai perché soprattutto?
perché ho sempre detto quello che ho pensato, sempre. Mai che tu mi gestisci la parola. Io sono andato, e lo posso dire visto che non ci Certo. proprio, molte volte alla Rai, perché dovevo fare delle interviste. Uno solo, anzi due sono riusciti a intervistarmi, Marco Liorni Sì, come no. e Giancarlo Magalli, Wow. che sono stati Beh. capaci di farmi dire quello che volevo. Tutto il resto, ma ti parlo di 7-8 volte, la Rai mi imponeva di copione. dire quello che dicevano loro. Perciò sei per la seconda volta qua. Ti piace? Sai, insomma. Ed è per questo che magari c'è un commento un po' scomodo. Perché, vabbè, in molti hanno criticato pure come si mangia all'interno del Vabbè, negozio. io me lo chiedo sempre, Però lo vabbè. sai, sta il tappeto a terra. Quando tu entri nel locale mio, Lasciamo sta stare. il tappeto a terra, sa scritto pensa si mangiasse buono. Vabbè. Così chi entra già sa che non capito. ha da rompere il palo, cioè canza mangia buono, sta tutta sta gente è scema. Vabbè, ma sai cos'è la Questo è verità? quello che vorrei dire a questi qua, no? Ma secondo voi tutta sta gente che aspetta fuori pure ore intere con i passeggini in braccio, i bambini in braccio, Che aspetta a fare se è non si scema. mangiasse buona. Cioè, Certo. capito? Vabbè, però lascia sta uno è largo. Sì, no, vabbè, magari c'è anche malizia, nel senso è solo per colpirti, perché magari è solo lì che uno può veramente darti fastidio allora, sul io mangiare. sto facendo una guerra con i food Ah, io Ecco, qua volevo eccoci, arrivare. E eccoci. caccia ma formare. Ci siamo sono di bastardi. Stasera ci siamo imparati a memoria le storie che hai pubblicato, Belle. che ci hanno fatto Allora, parecchio oggi ridere. ci hai fatto Vai, abbastanza. ragazzi, Morire dalle risate. Ci hai fatto E mi morire fa dalle piacere risate. di questa cosa. Già stai preparando tu. Già hai visto i Sì, storie? ce l'ha pronte le storie. vabbè. Eccole là, dobbiamo Producer- solamente cliccare. Allora, che è cliccami un successo? attimo. Aspetta, prima di mettere fermati. Allora, abbiamo avuto l'altra volta Ma abbiamo li detto vedo cioè io parlavo la droga con la camera. No, ma quando No, no, in realtà vedi, ci offendi se dici così, vedi. Però mo vi vedo particolarmente interessanti. Allora, noi l'altra volta abbiamo detto che tu stai portando avanti questa crociata nei confronti di questi food blogger Sì. che non sanno niente praticamente. Sì. Entrano nei locali e parlano, a rischio anche di andare a minare. Però non ho detto parlano nelle storie. No, sei stato attento. sì, ho vabbè. detto cagano. Vabbè, sì. Ok. Sì. Sì, in effetti sì. Oggi, insomma, sul tuo profilo Instagram sono successe un po' di cose. Vai. Assai. Mamma mia. Mettimi l'audio in alto a destra. Esatto. Scorri non questa. Aspetta. Allora, tu qua parli di due personaggi. Però mi sono dimenticato di uno. Non so se hai visto l'altra Sì, sera. Ah, ok. sì, tranquillo. Che Infatti poi mi ha adesso- scritto stasera. Lui? Sì, posso dire il nome? No, lo posso Aspetta, dire. perché. No, allora non lo dico. O romano comunque mi ha scritto. Ok. Ok. Vai un po' avanti, producer, perché voglio far vedere nel particolare quella storia per chi ascolta su Spotify. Siamo in questo momento a vedere una Stiamo storia guardando Instagram. le storie Instagram Ok. di Pino. E ce ne sta questa in particolare. Ecco non qua, questa, fermi no. tutti. Io dicevo quella dopo. Quella dopo, esatto. Quella dopo di questa. Vabbè, c'è del genio ci comunque in eccoli questo, qua, eh. fermati innanzitutto. Non è pure. È quella dopo, in realtà, però. È quella dell'arredo bagno, È l'arredo intendi? bagno, eccola qui. Allora, noi stiamo guardando un bagno, praticamente, con una bacheca appesa subito sopra il cesso, praticamente. Che sta scritto? C'è scritto, dona ad un food blogger un lavoro serio. E sotto ci sono due curriculum. Con due foto di Per due il momento, persone. poi ce ne sta Ah, pure ok. l'altro. Per il dopo. momento ci sono due Nell'ultima curriculum. storia c'è pure la terza Sì, persona. Sì, Sì. ragazzi, grazie. Mo sono veramente felice, forse più di voi. Ok. Più di voi, perché? Allora, però dobbiamo dire una cosa. Sì. Io e Giovanni, cioè perlomeno io, non conosco nessuna di queste persone che tu hai affitto. Io li Non conosco ne penso entrambi. niente. Io li conosco entrambi, nel senso che li vedo spesso su TikTok. Quindi io non ho niente contro nessuno. Che sta scritto e non sono interessato. Ok. Tu cliccalo subito. Ok. Perché dicono No, solo. però non devi fare il pusillanime. No, io mi tolgo da mezzo alle botte, Pino. Io non Parla conosco con nessuno e non ho niente contro nessuno. No, dimmi, come mai hai messo queste storie? Allora, forse producer, cioè, devi cliccare pure un'altra storia che sta prima. Il fatto che ti ha chiamato producer a me in questo momento Torna sta facendo indietro. morire. Allora, torna dietro. Eccolo qua. Ok, No, di là. il secondo. Stoppamelo qui e fammelo vedere bene. No, in alto a destra puoi stoppare. Ecco il stop. Sinistra. No. No. Già l'hanno Lì. segnalato. Ecco qua. Allora, Eccolo questo qua, ecco, ce l'abbiamo. Questo qua mi fa spostare proprio il sistema nervoso. Che Rough lui- Trunk. Ecco qua. Sì, Lui. ti spiego il motivo. Ok. Perché
a parte che proprio il suo timbro di voce mi fa salire il sangue in testa, allo stesso modo di quando la pubblicità su YouTube prima della canzone non piglia e parte. Tu stai in un bagno, no? Stai facendo una doccia e senti a Kiss vuoi investire in criptovalute, un minuto e mezzo, e se non vai là a premere salta l'annuncio, te la subi per 2 minuti. E questo è lo stesso effetto che mi fa Franco Califano. Io chiamo Franco Califano. E infatti aspetta, sotto c'è scritto segni particolari Franco Califano style. Occhiali di Franco Califano. Allora, Raff, quindi immagino Raffaele in bar tranchino. Ok, vabbè. Raffaele, io non ho niente contro di te, io non ti conosco, Raffaele, è là. Io sì. Io sì. No, è proprio questa centrale. Io sì, allora. Spiegami però in modo costruttivo perché questa persona è una fissa simpatica. Che ha fatto Raffaele? Una. Sì. Te ne posso dire 50. Ok. No, partiamo con una. Me ne sempre basta una. A parte che tu non puoi recensire una pizza cruda. Mi spiego. Ok. In una serata io faccio 300-400 pizze. Ok. Il forno delle pizze, il piano del forno, la base del forno, più metti le pizze sopra, più si raffredda. Quindi la temperatura del palmo, del suono, della base, della pietra del forno scende. Quindi molte volte capita, specialmente nelle pizzerie che lavorano tanto, la bravura del fornaio è che non deve... Allora, la pizza si cuoce mettendo... Cioè, tu la butti qua, poi la tiri fuori, la giri, la devi rimettere allo stesso posto, perché se cambi di posizione si brucia sotto. Ok. Però molte volte che succede? Il fornaio c'ha l'abitudine... Il pubblico magari pensa, vabbè, metti la pizza, metti la pizza. Io là che fanno i comment. È proprio loro. Servono proprio. Questa è un'altra cosa che lui non sa. Ok. Nel momento in cui, siccome il fornaio c'ha l'abitudine di mettere sempre la pizza allo stesso posto, ma è proprio un'abitudine. Certo, gli viene automatico ormai. Viene automatico. Perché dovrebbe essere che lui cambia di posto ogni volta che inforna le pizze. Quando tu cuoci tante pizze, il forno se ne scende, ti ripeto, la base del forno. Dovrebbe fare questo movimento, cioè la prende, la gira, la cambia di posto per un attimo, in modo che si colora sotto, la riprendi e la rimetti al posto suo. Così, questa è la tecnica. Ok. Quando tu mi pubblichi una pizza cruda su un social, fai capire alla gente che io faccio sempre le pizze crude. E intossichi magari il ristorante dove stai andando a mangiare. Ragazzi, oggi mi ha chiamato perché questo tizio ha fatto un post dove praticamente si mangia questa pizza. Voglio sta pizza cess. Ti giuro Mario, guarda, veramente una parola indegna. Vero. Giovanni, in Africa per un bicchiere d'acqua muore un bambino al giorno. Per un bicchiere d'acqua. Cioè in Africa i bambini, in alcuni posti dell'Africa, bevono l'acqua appantanata a terra. Tu ti permetti di dire che una pizza io cess? Ma faccela da a un bambino africano una pizza cess. Sa mangi con meno piranha. 1. 2. Mi devi spiegare che grado di preparazione hai per dire... Ma fermati. Ce l'abbiamo, ci arriviamo. Ti voglio raccontare sta cosa. Stamattina mi ha chiamato il proprietario della pizzeria dove lui ha detto che ha pizze Rucessa. Un certo Ciro. Pizzeria a Baiano, una cosa più... Ciro Pulcinella di Baiano. Ti giuro, altro poco si metteva a piangere con me al telefono. Diceva: Pino, sono io il pizzaiolo, io sono orfano di madre e di padre, cresciuto in un orfanotrofio. Ho lasciato quella sera a mio fratello in pizzeria perché ho portato mia figlia a mangiare un gelato, non mi ricordo comunque. Fermati, tu non ti devi giustificare. Infatti, di niente. Ti do la mia parola. Siccome oggi non li crede più nessuno a Siri Babà, cioè non li crede proprio più nessuno, e a me mi credono, ho detto: verrò io nella tua pizzeria, farò vedere che sto nella tua pizzeria
E se qualcosa non va, sicuramente no, perché altrimenti non mi spiego che fa. Ed è ancora aperto, Cioè, soprattutto. 400, ma No, ma lui è forte, ho capito di chi stiamo ok, parlando, ok, sì, È sì. fortissimo. Ok. Ti dico come, perché lui ha 30 anni, dice, guarda, quando tu sei nato, io già facevo questo lavoro da 4 anni. Quindi penso che qualcosina te la posso insegnare. Ti dico io come devi migliorare. Ti ripeto, secondo me non c'è una cosa che non va. Se ci dovesse essere, La dico. Ne parla, certo. ma te la dico in privato. Mm. Non la vado a schiattare su un soldo. E magari la migliori perché pure. questi devono ringraziare Dio che io ho fatto una storia, quindi dura 24 ore. E li ho messi in un bagno dove li vedono soltanto 500 persone al giorno. Soltanto. Ah, Soltanto. Ma io non ho fatto un post No, vero. Ok. perché sono troppo una persona seria. Mhm. Che poi non lo so immaginare, sai, no? Io non tengo i seguaci, tengo i cancri. Ti giuro, fanno paura. Però posso dire una cosa, Pino, io di questo abbiamo parlato da quando abbiamo pubblicato il tuo episodio, abbiamo notato questa cosa. Tu non hai dei followers, No, tu hai delle persone affezionate, ma io li amo col proprio. cuore che veramente se ne escono con... Allora, io ho fatto una storia. Ragazzi, ho fatto una nuova pagina su Mazza Attarallo che si chiama Mazza Attarallo. Seguitela. Ho fatto il tag. Ma Giovanni, Amore spassionato. un'ora 1000 follower. 2 ore 2000 follower. Innamorati proprio. Ma veramente, cioè, cresce, cioè, facevo a giorno alla pagina. È salita, 150, 200, 300, Allora, 400. facciamo una cosa. Vedi. Voglio un attimo io Come mettere... lei, Bubblibu? Voglio mettere una pezza a colori per questo ragazzo. Allora, Califano. Raffaele. Allora, Aspetta, Raffaele, ascoltami. prima di ritornare politicamente corretti. Sì, che sì. c'è scritto sul curriculum, però? Per farci una risata, ma esatto. giusto per farci una risata. Che leggi? Vai, Esperienze che hai messo. lavorativa? Zero. Nessuna. Ok. Io leggo. Perché specialità. però specialità- tutto. Specialista. Pasticceria. Pasticceria, rossicceria, vaninoteca, pub, spig, castagne, carciofola, tutto. Sotto, vabbè, segni particolari l'abbiamo detto. Ore di lavoro in ristorazione? Zero. Ok. Adesso Raffaele, ascolta me. No, prima che Sì. dici sta cosa, poi te la faccio dire. Sì. Raffaele, ascolta. Qua. Raffaele, ascolta me così. Se tu venissi a fare un giorno solo di lavoro da Antonio La Trippa, un turno si chiama spezzato, quindi dalle 10 alle 4, dalle 7 alla chiusura, ti renderai conto che tu non avrai neanche la forza di salire le scale. Pensa A fine te turno. un povero operaio che finisce di lavorare, che sale le scale a stento, che torna a casa e forse non c'ha manco la forza di regalare un sorriso alla figlia. Pensa che questo operaio, il suo lavoro è farti divertire, è farti stare bene, che sta nel suo operato nei giorni più belli dell'anno, Quando tutti quando si tu ti vai a divertono. divertire. Pensa a te, questo operaio che apre TikTok e vede ste cacate che scrivi. Capito, Mario, che dico io? E infatti E sì. questa cosa mi potrebbe fare piacere, perché fino a mo' è venuto solo un Arba la Maison, Sì. che praticamente gli ho fatto togliere il vizio di parlare male alla gente. Oggi mi scrive, mi ringrazia, Bello, oggi non parla più male di nessuno. Ottimo. Quindi solo uno mi potrebbe far comodo, no? Sono colleghi, faccio il ristoratore, ma io non Certo. faccio la guerra con nessuno. Io non faccio la guerra con nessuno. Ok. Io sono un po' Robin Hood. Ok. Quindi guai se mi tocchi un mio collega. Vabbè, Che però non ha- ti fa che onore tanta questa solidarietà. cosa, sì. Che non ha la mia forza mediatica. Perché io penso che, a parte Peppe di Napoli, Enrico Come no, Porzio, vabbè. Gino Sorbillo e qualcun altro, che vabbè, io sono piccolo così vicino a loro. No, vabbè, comunque Mediatica- insieme a te sono proprio i protagonisti della... Bravo. Insomma, Ma io ho una forza mediatica abbastanza forte. Quindi, se il mio pubblico non è il suo pubblico, il pubblico di Franco Califano Sì. è un pubblico di ragazzini, perché una persona intelligente e sana di mente e matura non ascolta le pubblicità che fanno prima delle canzoni, che è l'effetto? beh, cioè, Mangiamo, sta pizza fa schifo. Cioè, ma
Marco, ti giuro, ma attacca la cirovella a me. Allora, Raffaele. Dici quello che devi dire. Amico tu, No, io non lo sapevo proprio. Non lo conosco proprio, però voglio darti un consiglio, Raffaele, visto che voglio fare l'avvocato del diavolo. Io lo so che pure tu ci devi mangiare con queste stronzate. Io lo so che tu devi fare il titolo clickbait perché devi vendere di più, devi fare più click, devi piacere di più e quindi devi prendere più soldi. Raffaele, ascoltami. Sarebbe onesto da parte di tutti quanti se tu torni nel ristorante e ti mangi una pizza come si deve, perché è capitata, perché come dice Pino, a parte che una serata su 400 su 500 pizze al giorno, una settimana la puoi anche sbagliare perché non siete robot. Scusami se ti interrompo. Sabato sono andato a fare una recensione, praticamente questo mi prega per farmi andare là, in questo ristorante. Entro e chiedo scusa alla mia compagna. Pensa il livello di degrado di questo ristorante. Molto bravo sui social, quindi erano molto accattivanti le foto che pubblicava. Io mi sono andato a vedere, ho detto ok, ci vediamo sabato. E dico, Sabrina, io ti chiedo umilmente scusa che ti ho portato in questo posto, che fa schifo. Dall'illuminazione, perché poi devi sapere che io con i ristoranti ci parlo. Cioè io tengo proprio un rapporto umano tra me e la sala di un ristorante. Cioè tu mi porti un piatto e ti faccio proprio la biopsia. Okay. Entro in sala e ti faccio proprio l'autopsia. Capito? Proprio l'autopsia. Perché la sala è morta, o pesce a tavola vivo. Quindi capite? Vabbè, mi porta sta serie di cose, pubblico, carico, monto la recensione e viene il proprietario. Dice, guarda, frate, fammi a me. Io questa recensione non la pubblico perché non dicevo, devi sapere che i miei follower hanno imparato che quando io dico io avrei, io consiglio di, significa che è una chiave. Ok. Però lo dico impacchettato bene. Bravo, ma anche con educazione. Indorato e fritto. Anche con rispetto, Mario, Giovanni. Certo. È una cosa che dico fa schifo e una cosa che dici fa schifo perché? Beh, prima di tutto, bravo, certo, perché se tu mi metti una torsa a tavola, quindi la vongola, e me la vendi per verace, dico io avrei usato la verace, senza dire sta vongola è una torsa e a me non me la ravo, voglio dire. Praticamente sto ragazzo comincia a piangere, ma a piangere proprio, piange, proprio con le lacrime. Al che io mi sento male, dico guarda, da questo momento in poi io mi piglio soldi per fare consulenze, non è che le faccio gratis. Io ti trasformerò questo ristorante da così a così. Ah, cioè tu hai fatto proprio Hell's Kitchen di Gordon Ramsay. Sei entrato a gratis e hai detto io faccio questo, cambierei questo e quest'altro. Io ho regalato sedie, piatti, luci, pittore per imbiancare le mura. Il menù, da oggi devi fare questo. Lo devi vendere così, io ritorno a fare la recensione e avrai un ritorno di persone che poi sarà tua bravura riuscirle ad accattivartele e a tenere. Bellissimo, hai fatto il programma gratis, però gli hai fatto il consulente. Questo oggi, è tutti effetti un lavoro proprio, oggi è venuto, cioè è diventato un lavoro. Smette di essere un hobby. È venuto a mangiare oggi da me, mi ha detto una cosa bellissima, ha detto io non ho più un papà perché è finito il papà, ha detto mi sento come se ti avesse mandato mio padre. Ho detto guarda, mi fai sentire male così perché io non volevo dirti che non ho mangiato bene perché non è proprio mio costume, però se ne vale anche della mia professionalità. Se io avessi fatto una buona recensione e chi mi segue ci sarebbe andato, non ci avrei fatto una bella figura io. E ti ripeto Mario, io non vivo di follower, io non vivo di social, io guadagno un sacco di soldi, è veramente un gioco. Ma mi ha scritto Alessandro, no? Questo ragazzo, questo romano che dopo ho pubblicato, ho messo pure, mi ha scritto oggi, ho detto guarda, voleva fare dissing con me, ha fatto una storia che stava nel bagno, frate, ma io tengo il cervello ottagonale, tu vuoi mettere a paragone con me, c'hai un po' le idee confuse, ti sto dicendo abbi rispetto anche per chi ha fatto la storia delle pizze.
C'è un certo Gaetano Genovesi. Come no? Ok, il papà di Gaetano è stato il primo al mondo a portare la pizza a Tokyo. Cioè, questo ha scritto la storia, il papà di questo. Non puoi andare tu a dire questa pizza è formaggiosa, perché un grado per dire tengo la pizza formaggiosa non lo tieni. Cioè, Antonino Canavacciolo, ragazzi, ieri ha piato la 3ª stella Michelin. La 3ª. Cioè, io gli ho fatto un commento. Io ti amo. Non male. Io ti amo. Un altro utente del mondo social magari ha scritto: sì, ma si mangia una chiave. Ma faccia arrivare a kill. Hai capito come è strutturato il social? Trovi purtroppo la capretta che... Ragazzi, i social sono gratis, perché se mettessero una tassa di 10 euro sui social non scriverebbe più nessuno. Sicuro. Twitter lo sta per fare, non 10 ma 8 euro, quindi la stiamo. Però... Vabbè, già Twitter è un pubblico un po' più diverso, più certo, alto, certo. Beh, quindi questo ci stavo al cazzo di andare avanti con sì, la storia. no, perché di commenti ne abbiamo parecchi cattivi ma uno buono no, ce ne sono. Cioè, per esempio, Margherita mi sono innamorata e basta. Ma che gli farà a questa Mars donna? Virgo invece amo quest'uomo. Marco il numero 1 di Napoli. Meno male. Però c'è anche un Marcos tu. Però c'è anche un altro che dice: vabbè, il signor so tutto io. Però questa è bella. Ma questa è bella. Ma vado avanti. Vado avanti con questo posto. Sì, no, ma più che altro perché abbiamo invitato te. Stiamo parlando, facendo una chiacchiera. Io vedo questi ragazzi che riescono a... Mo' Bobolibù praticamente... Che è Bobolibù? Cioè... Bobolibù No, ma poi come questo allora, nome? già ho capito che noi ci appiccicheremo comunque Raffaele, però a questo punto no, ma che 30 su 30 posso vedere anche quest'altro personaggio. Bobolibù. Sì. Vai. Ire mi fai vedere e poi voglio sapere perché com'è nato il nome. Cioè, come Torna indietro. Dov'è? Ma dietro. Ok. Fermo, aspetta. Dietro. Eccolo. Poi poi a Bobolibù. Ok. Ma chi se lo fa morire a me? Praticamente questo fa il benzinaio. Ok. Di una... Per l'amor di Dio. Il lavoro che avresti che io amavo fare perché ero una lop, bravo. Cazzo ti ricordi? Ma noi qua studiamo. Ma Pino, tu insegni. Allora, ma il benzinaio, in tanti mi scrivono: Pino, ma perché non vai sotto la pompa di tutte le mattine a fare benzina? E io mi sento pure in imbarazzo a dire questa cosa, ma io tengo una macchina che costa 150.000 euro. Metto la benzina alle pompe madri, no? Quindi IP, Agip, Eni. Questo c'ha una pompa di benzina che è una sottomarca della benzina, cioè non sono quelle benzine, sono quelle benzine che vengono dall'est, quindi costano poco, senza tasse, senza IVA, costa di meno, però ti devi aspettare poi di tutto, no? Cioè questo la mattina mette la benzina e la sera va a criticare Cornet, Graf, Polak, Brioche, Parigine, cioè non sa neanche il nome. Cioè tu dici Parigine, io mi mangio la Parigina perché l'hanno inventata a Parigi, disse l'altro. Cioè, ragazzi, a me mi cadono le braccia. Tu lo sai il nome, da dove deriva il nome Parigina? No, te lo spiego. tu lo sai? Vai. Allora, tu lo sai? Sì. Allora, praticamente dovevano portare questo omaggio alla regina. Fecero questa pizza da portare alla regina. Sì. Quindi il nome deriva da per la, quindi napoletano regina, quindi Parigine per la regina. Ma non ha niente a che fare con la Francia o con Parigi. Vabbè, siete grandi. Ok. E poi la cosa siamo più brutta che come lui si chiama? che lui dice che lui prende i soldi per andare a recensire un locale e parlare bene. Allora dico, secondo te tu ti pigli, non lo so, 100 euro, 200, 300, 500, 1000, non lo so, anche 10.000, ma secondo te i tuoi 10.000 euro che prendi, non li pigli perché secondo me non ci va la manca sana 10.000 euro, può mai avere un prezzo la professionalità e il tempo di lavoro che un uomo ha passato nel suo locale? No, la risposta è no. Giovanni, quindi i tuoi 300 euro, 500 euro non hanno valore, ma anche i tuoi 100.000 euro
per chi ha lavorato per te e per farti mangiare non hanno un valore. Non esiste. Quindi ho visto che ha mangiato una polacca che sapeva di uovo. Ragazzi, la polacca è fatta con l'uovo sia nella crema pasticcera che si fa con l'uovo, sia nella pasta brioche che è piena d'uovo. Quindi la particolarità della polacca è che sa prova. Praticamente. Cioè, praticamente che stai? Tu vai a dire no, non mi piace perché sa di uovo. E cazzo. Stai mangiando una polacca, è normale che sa prova. Cioè, capito? Dove non c'è un minimo di preparazione. Allora, finché lo capisco, lo ascolto io, che sono un tecnico, conosco, ho fatto anche il pasticcere e ti so dire come si fa la crema pasticcera, ma tu che non sai, cioè magari una persona che ti sta ascoltando e non sa quello che stai, come si fa la cosa, magari a polacca che fa schifo. Magari allora, Pino, voglio lanciare una provocazione così oggi mi sento tanto cattivo. Allora diciamo una cosa. Ma appiccicavo qualcuno. No, sì, però se allora il ladro e il rapinatore è un lavoro, pure questo è lavoro. Allora no, io ho detto rispetto ma non condivido. Ok. Al ladro purtroppo viene da me mascherato. Ok. Perché se io non tengo paura di nessuno, di nessuno. I miei figli stanno sistemati, la mia ex moglie sta sistemata, mia figlia sta sistemata, sora mi sta sistemata, pure si mi accirano, a me non me ne fotto proprio. Il ladro viene mascherato perché se io avessi la fotografia del ladro, sta sicuro, userei tutti i miei mezzi, A per farlo arrestare, B per farlo una latrina. Ok? Là ci sta quello che mi dici. Purtroppo la faccia del ladro non ce l'ho, perché viene incappucciato. Certo. Non ti posso fare una merda. Siccome a questi io ho un nome, un cognome, una faccia, dove lavora, dove abita, ringrazio a Dio che mi sofferma un social. Perché se io fossi stato il proprietario del ristorante, io ti avrei fatto... Ok? Perché non ti... Attarallo. Non ti puoi permettere di fare una cosa del genere. Anche se te lo potessi permettere, non lo devi fare. Ma quindi il food blogger è un mestiere che non deve esistere, secondo te? Allora, il food blogger è un mestiere che deve fare chi ha... Allora, ragazzi, facciamo Masterchef, ok? Beh. Masterchef, non ci sta o benzinaio o scarpare Cracco può fare il food blogger. Ci sta Cracco, ci sta Barbieri, ci sta Cannavacciuolo, come si chiama? Massimo Bottura 3 stelle Michelin. Ci sta quell'altro là, come si chiama? Gian Bastiani. Sì. Ok, che c'ha una preparazione. Ok, quindi loro si possono permettere. E là Okay. E quello è. Ok. Ma lo stesso Puoc, no? Egidio. Cioè, Egidio ha fatto la scuola, Egidio ha lavorato, Egidio ha studiato. Non a caso ha inventato, ma a parte la sua bravura nel marketing, ma Egidio, cioè il marketing fino a un certo punto, che io poi, una volta che venga, e a me i panini mi dà piacere. Ah, certo. Ah sì, no, non vengo no, io confermo che i sono panini 10 anni che sono te buoni una fila proprio. fine Porca San miseria, Paolo. porca Cioè, capito? miseria. E questo è quello che voglio dire. Lo ammetto, ma ammetto anche una critica come la faccio io. Non perché la faccio io, perché so che non si fa così, quindi hai sbagliato. Però ti ripeto, Mario, io non posso recensire una pizza bruciata o cruda. Non la posso recensire. Tu che non sai nemmeno distinguere se un fior di latte è buono o è di qualità. Cioè, non ho detto cattivo, ho detto buono e di qualità. Ok? Non ho detto la parola Molto cattivo. corretto, sì. Ti trovi? Sì. Perché se tu vedi un fior di latte bianco sulla pizza, non ti credere che sia buono. Più è bianco il fior di latte, più è industriale. Ok, ma ho imparato pure più un'altra manca cosa. di grassi. Non lo sapevo. Nemmeno io. Allora ci sta. E lo ha insegnato pure a Raffaele e il benzinaio. Speriamo che ci sentano. A me mi imparano a fare qualcosa. Allora, se tu vai a... No, quando mai? No, ci mancherebbe. così, Questo è uno perché spazio se libero. tu manchi poi. di rispetto, non stai sbagliando. Se tu manchi di rispetto a me, perché io non devo mancare di rispetto a te? Pino, Sono l'abbiamo detto d'accordo. all'inizio, Una se volta tu ti mi metti disse- sui social, Una commenti volta sui mi disse social. Arba la Maison, no? Mi disse
tu poi sei entrato nel personale, perché la ci chiamata frate, tu sei entrato nel personale, ti stai esponendo perché tu sei entrato in casa mia, luogo mio personale, lascia che è un locale pubblico, ma si è trasferito in casa mia, io c'è Don Chi 7,5 mesi proprietario, no tu, e mi sei venuto a criticare. Perché io non devo dire che tu ti vesti una chiavica? Vabbè, poi se uno lancia una provocazione di nome eccetera, devi aspettare una risposta. Io spero solo che Arba spero solo che Arba, perché poi mi sono affezionato a sto ragazzo, è un ragazzo poi, sapessi come è buono, è bravo, anche rispettoso, però non so se hai notato che non parla più male di nessuno. Ok. Adesso grazie a te? Sì, grazie a te. Parla sempre bene. Che io gli dissi, guarda Arba, questa tua pagina TikTok sarà la tua pistola puntata contro, perché come sei andato tu da 10 persone a parlare male, così ne verranno in 200 da te a parlare male, capito? Perché se io non avessi avuto questo approccio, questo rapporto adesso con Arba, stai sicuro che io avrei usato le mie armi per farle una latrina, ok? E invece io non lo farò mai. Non lo so se ci andrò, non credo che ci andrò perché non è proprio zona mia. Perché tu non lo sai, Arba sta aprendo praticamente il suo locale. Sì, sta aprendo bellissimo. Ma proprio un locale bello, a parte la parete. Tutto questo grazie a TikTok? No, guarda, lui ha fatto un prestito con la sorella, un ragazzo che veramente merita. Se l'è sudata, sì. Ma ha abbiato un palazzo storico, proprio tutto un edificio storico che ha delle volte bellissime. Non mi piace, già te lo dico, non mi piace la parete gialla, perché io poi ho fatto uno studio anche di marketing, di arredamenti dei locali, e il giallo toglie l'appetito. Ah sì? No, a te Mare, che sicuramente manco un nido l'appetito, però è studiato che il colore giallo toglie l'appetito. Quindi così. Poi ci stava l'altro, vuoi fare qualche cosa? Io sono aperta al pubblico. Allora facciamo vedere l'ultimo, giusto per non poi vai, l'ultimo ragazzo nelle storie. L'ultimo condannato di oggi. L'ultimo condannato a morte. sì. Condannato a morte oggi, il numero 3 è? È nelle ultime tipo verso... Eccolo lì. No. Dov'è? Aspetta, però io lì vedo un terzo curriculum. Sì, no, eccolo qua. Eccolo il terzo curriculum. Sì, ti parlavamo prima, questo non ho capito. Ormai tutti i napoletani, le pizzerie napoletane... Dedizione al lavoro, però vedo nei segni particolari una cosa positiva. No, sul piano culo. Praticamente lui viene da Roma a Napoli 1 o 2 volte alla settimana. Lui sta sempre, cioè viene lui è romano, viene a recensire i locali a Napoli. Io non capisco perché mi fai cazzo tu. Cioè stai a Roma, vattene a Roma, anche perché evidentemente gli piace molto il Napoli ma no, gli piace Napoli perché ragazzi, qua sta il cibo buono, qua sta il cibo buono. Napoli nel bene e nel male è sempre Napoli. Io mi ricordo è il centro del mondo. Quando mi spararono, io feci una storia su Instagram dove dissi: mi sono rotti i coglioni, me ne voglio andare da Napoli. Arriva il giorno dopo una telefonata dalla segretaria del sindaco Luigi De Magistris. Se vai tu nella mia pagina Instagram, ci sta una foto in cui sto nell'ufficio di De Magistris. Praticamente lui mi chiama e mi dice queste parole: ti prego, non te ne andare, non mi abbandonare. Napoli ha bisogno anche di te. Che bello. Ragazzi, credetemi, non lo so, ci sta chi lo odia, chi lo scifa, non lo so, ma un sindaco di questa città che fa tanti abitanti prendersi la briga di venirmi a chiamare a me che sono una formica, ok, in questa città, e di chiedermi di non andare via, ragazzi, non è da tutti. No, vero. Io da quel momento mi sono proprio capito. Cioè mi è proprio piaciuta questa, mi ha coccolato. Comunque la cosa bella, scende la Coppa Palazzo San Giacomo, mi chiama la Ferrari
che era passato il finanziamento per comprare la Ferrari. Destino è stato. Quindi ragazzi, Pino, stasera con te abbiamo parlato di food blog. No, non solo, No, anzi, di tanto qualcosa altro. di molto più importante. Sì, voglio direi. chiudere un attimo questa Vai. cosa bella che farò. Allora, sono stato contattato da questo regista, non mi chiedere il fatto No, non lo diciamo. anche perché sicuramente mi vedrà. Comunque mi ha contattato sto regista che c'ha un canale YouTube con 2 milioni di iscritti e questo è un regista famoso, cioè ma proprio forte, e ha scelto me come presentatore di questo canale che si chiamerà Food Napoli Network, una cosa di questa. Ok. E io sarò colui che andrà a presentare i ristoranti più famosi e che hanno fatto la storia a Napoli. Bello, Wow. La Che cosa è bello. bellissima, Ok. ma la cosa ancora più bella che io, siccome non conosco tutti, c'era qualcuno che non conoscevo, mi sono fatto dare il numero di telefono personale di queste persone, alzo il telefono, buonasera, sono Pino Bozza, e 5 su 5 mi rispondevano Pino Bozza, wow. Ragazzi, per me hanno vinto tutto. Questa è la soddisfazione. Sì. E forse questo Vero. potrebbe essere il tuo sogno quando parlavamo di sogni. Quale? Il fatto che tu sia riconosciuto per quello che No, hai ma io sempre di sogni amato. ne tengo ancora un sacco. Una volta a Barbara D'Urso, quando parcheggiai la macchina sul posto dei disabili, no? Mi chiamo Barbara D'Urso. C'è stato un commento a riguardo su TikTok. riguardo Vai, questa poi ti cosa. rispondo. Già adesso. Quando Barbara D'Urso mi finisce di parlare, mi fa vabbè, visto che qua possiamo dire tutto, Sì. praticamente io zitti a tutti quanti. Arrivato a un certo punto, il regista che registrava alza un cartello dove c'è scritto attaccatelo tutti. Ma che stai Perché dicendo? io li stermino proprio. E Barbara D'Urso mi fa, io per educazione non dissi niente, Certo, non l'ho mai detta certo. questa cosa, però visto che ha caputo ormai prima di certe cose, Certo. mi fa Barbara D'Urso, vabbè, io ti avevo dato un'opportunità, tu a me è l'opportunità. E che opportunità me la? Sorella, le opportunità non sono queste, sono altre. E finì la puntata. Boom. La proprio del seminario. Fammi sentire a chi stiamo una No, il commento. Wow, mi hai destabilizzato con questa cosa. Mi fai Sì, riflettere. E a che si riferiva quando ha detto ti avevo dato un'opportunità? Un'opportunità di fare No, che? nel senso di farmi perdonare dalla gente che mi attaccava Ah, ok. che io avevo parcheggiato. Ma a parte che io non avevo parcheggiato la macchina. Bella è la TV, Pino. Nì. Mm. Io praticamente, ma sto ragazzo davanti, vogliamo fare una foto, io mi accosto, infatti se tu riesci a vedere il video io scendo dalla macchina con la macchina accesa. L'ho visto il video. Ok, quindi non è una Ferrari, cioè non è una Panda, No, certo. c'è il motore, poi c'era il motore aspirato, quindi Ok. io non scendo dalla macchina No, chiaro. e vado nel negozio. Ho capito, la è stata macchina ripresa quella cosa per dire. e colui che l'ha preso non mi fa dice, No, siamo già appicciamo veramente. Altcoin Tom. È il tizio. Altcoin Tom, Il tizio il su nome del TikTok. tizio che ha commentato. Sto tipo è sempre menzionato da, vi prego non apriamo un altro No, dibattito, Francesco Emilio Borrelli, Vabbè. per le sue Diceva la di due puntate allora. per le sue scenate tipo parcheggiare la Ferrari sugli stalli dei disabili. Quindi non è parcheggiare, No, ha spiegato. allora, a parte che la sosta è ammessa. Scusami, la fermata No, è quindi ammessa. facciamo così, anche se non fosse ammessa, ti sei fermato, hai fatto la foto con un fan me ne e sono te ne andato. sei andato. Sì. Basta. Amen. Sì. Basta, va bene. Infatti, quando io stavo da Barbara D'Urso, motivo per cui quello alzò la cosa, perché poi sono cioè io sono un grande osservatore. Un grande ok. Un grande osservatore. Allora, a fianco a me ci stava uno con una maschera di Zorro che non voleva sapere che era diventato in quel periodo famoso. E praticamente si vede che questo scende da questa Maserati, ma la macchina la ferma sulle strisce pedonali. Ah. Ecco qua. Al che io, bam, si appiccia la mano e dico, scusa Barbara, ma io il posto dei disabili. E chi sta parcheggiata vicino alla striscia pedonale? Non è niente per dire. A me io sono che i disabili, tu tutto quanto. Perché... Certo. Vabbè, comunque. Pino, Quindi- e che ti devo dire? Cioè, tu veramente oggi. Allora, la prima volta ti abbiamo conosciuto
Questa volta ci siamo davvero presi un caffè. Ci siamo davvero, esatto. In Fatti una compagnia, chiacchierata. Ragazzi, fatti una io chiacchiera vi insieme. ringrazio per avermi dato, che tu credi che poi so io che ti aiuto. Non Sì, hai capito in che realtà, sei tu ok. che mi aiuti. Perché oggi io mi affeziono molto facilmente, perché io non guadagnando tanti soldi, oggi il prezzo che io compro della Ferrari non sono i 300.000 euro della Ferrari. Il prezzo che io pago della Ferrari è la persona che sta seduta a fianco a me, che sia anche un amico. Cioè io vivo col dubbio, questo sta vicino a me perché tengo la Ferrari o perché è veramente amico mio. E quando vedo persone come voi, trasparenti, genuine, che non hanno interesse nei miei confronti, più di farmi una chiacchierata, anzi siete voi che avete pure refuso, che mi avete offerto un caffè, cioè io queste amicizie me le blindo, cioè io me le coccolo. Ti ringraziamo. Pagherei tutto quello che ho per non perdere questa meravigliosa amicizia e stima che ho nei vostri confronti. Pino, e magari tra un paio di 2-3 mesi, l'anno prossimo, ci facciamo pure una terza chiacchierata se ti fa piacere, perché noi quando un momento, vedete di trasmissione che faccio. Ecco qua. Bello, Pino, grazie per essere Grazie stato a con voi. noi. Grazie mille. Grazie.